Parlando del locale, quali le principali difficoltà che le aziende si trovano ad affrontare oggi? Ma al di là del contingente, che sono difficoltà ambientali, che queste si stanno, diciamo, verificando sempre con maggiore frequenza e intensità, e che quindi strumenti adeguati come l'assicurazione, che per fortuna è stata tenuta in considerazione nella nuova politica agricola comunitaria, ma anche altri interventi di tutela e di messa in sicurezza del territorio, che devono essere concetti ormai di patrimonio comune. La bonifica non deve essere vista come un settore che riguarda solo le aziende agricole, ma i fenomeni recenti hanno insegnato che attraverso la bonifica si fa sicurezza del territorio, che va a vantaggio di tutta la collettività. E poi ci sono altre problematiche un po' meno legate all'imponderabile, diciamo così, mi riferisco soprattutto alla burocrazia. Siamo oberati di scadenze, di impegni, di oneri. Abbiamo l'assoluta necessità di una profonda semplificazione di quello che è il quadro normativo che riguarda la vita delle aziende agricole. Da questo punto di vista abbiamo impostato un ottimo lavoro con l'assessorato regionale all'agricoltura, con l'assessore Manzatto in particolare, impostando un nuovo PSR, quindi la programmazione dei prossimi 5 anni degli interventi comunitari nel nostro settore, fortemente incentrata sulla semplificazione. Siamo passati da circa 120 misure a una quarantina, quindi riducendo e semplificando molto l'impostazione di questo importante strumento che va ad investire nella competitività delle aziende. Abbiamo impostato anche misure che sono fortemente incentrate sulle aziende, andando a prosciugare, diciamo così, quei 1000 rivoli che andavano a disperdere risorse su molti aspetti, settori che con l'agricoltura c'entravano poco sinceramente, ma concentrando questa volta la maggior parte delle risorse direttamente sugli investimenti delle aziende agricole.